Le auto potenti e di lusso le conosceva bene, per mestiere era abituato a guidarle, ma si era specializzato anche in furti di pezzi di vetture pregiate per poi rivenderle. Un 39enne lituano, pilota di supercar, è stato arrestato dalla squadra mobile di Padova. L'uomo era giunto da pochi giorni in Italia, lo scorso 6 maggio, con la madre, 64enne, che aveva un precedente per furto commesso 10 anni fa. I due avevano affittato una villetta a Cittadella, si dovevano fermare fino al 16 maggio, il tempo di compiere le razzie. In pochi giorni, però, nella zona tra Padova e Venezia erano aumentate le denunce di furti di pezzi di auto di lusso, Audi, Mercedes, BMW, depredate di notte di paraurti, volanti e componenti elettronici. Sono scattate subito le indagini e grazie alle telecamere di videosorveglianza la polizia ha individuato un'auto con targhe clonate e contraffatte che girava per la provincia in corrispondenza dei furti. Da qui sono risaliti al 39enne e alla villetta di Cittadella dove è avvenuto il blitz. Il 39enne, cannibalizzatore di auto, aveva nascosto nel cortile dell'abitazione tutta l'area furtiva, già stipata dentro un furgone con targa danese pronta per essere rivenduta all'estero, un bottino di circa 200.000 euro. Denunciata anche la madre del 64enne, l'auto dell'uomo è stata trovata anche priva di sedili posteriori per poter caricare velocemente l'area furtiva e all'interno alcune cassette di attrezzatura professionale specifica per esperti in manutenzione di auto di marche di valore. Questa è la dimostrazione del riscontro di un reato di tipo predatorio transnazionale, dove praticamente persone che hanno sicuramente una certa conoscenza tecnica, la persona fermata che poi è stato convalidato l'arresto ed è in carcere è un esperto e anche un pilota di supercar, quindi sa come disallestire un determinato pezzo dell'autovettura. Abbiamo già accertato tutta una serie di furti commessi il 5, 6, 7, l'8 maggio, recuperando in un'ingente refurtiva pari ad oltre 200.000 euro. Nel corso dell'operazione sono stati recuperati 14 paraurti completi di accessori, un centinaio di altri componenti, volanti, fanali, sensori elettronici. I pezzi sono stati rubati da auto in sosta in una via di Mestrino, in una via di Selvazzano, in un parcheggio pubblico di Oriago e in via Vigonovese a Padova. Gli investigatori hanno anche trovato il sito internet dove il 39enne vendeva i pezzi delle auto.